I finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento, in collaborazione con il reparto territoriale dei Carabinieri di Sciacca, hanno ricostruito un meccanismo fraudolento che si estende ben oltre i confini siciliani. Oltre 200 imprese distribuite in Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia si sarebbero serviti di documenti fiscali fasulli per abbattere il proprio carico tributario. Al centro del sistema sono 7 società cosiddette cartiere, vale a dire aziende prive di qualsiasi attività reale intestate a prestannome, che hanno emesso più di 2000 fatture per operazioni inesistenti. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, che ha iscritto nel registro degli indagati 18 persone e 13 società a vario titolo per frode fiscale e omessa dichiarazione. Secondo l'accusa, l'intero schema non è il frutto di iniziative separate. Dietro le false fatture operava una regia unitaria riconducibile a un cittadino di Agrigento. L'uomo avrebbe trattenuto per sé l'IVA indicata nelle fatture, incassando nel contempo una commissione variabile dal 5 al 14% sugli importi dei falsi documenti fiscali ceduti alle imprese clienti. Non si tratta solo di evasione fiscale, l'indagato risponde anche di autoriciclaggio, in quanto avrebbe riammesso parte dei profitti illeciti in un'attività imprenditoriale nel nord Italia, cercando di ripulire il denaro attraverso canali apparentemente leciti. I finanzieri di Sciacca hanno già eseguito mirate verifiche fiscali nei confronti di 6 delle società indagate, accertando irregolarità nella documentazione contabile. Parallelamente hanno segnalato ai reparti delle Fiamme Gialle competenti per territorio le imprese che risultano aver fatto ricorso alle fatture false, affinché procedano alla contestazione delle relative violazioni tributarie. Sul fronte giudiziario, il presunto ideatore del sistema ha già avanzato la richiesta di accesso al patteggiamento. La proposta prevede la confisca dei beni sottoposti a sequestro, stimati in circa 3 milioni di euro. Costruire una rete di complicità distribuita su più regioni serve a diluire il rischio e a rendere più difficile la ricostruzione dei flussi di denaro. Questa inchiesta dimostra che il lavoro coordinato dalla magistratura, dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri può seguire quei flussi fino alla fonte e trovarli nascosti tra le mura di casa. L'agrigentino mente del sistema fraudolento è stato denunciato anche per l'ipotesi di autoriciclaggio correlata al all'arricchimento di un'attività imprenditoriale nel nord Italia del profitto lecito. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato denaro contante per 305.000 euro, di cui 225.000 euro in banconote suddivise in mazzette, etichettate all'interno di sacchetti sottovuoto e nascoste in una intercapedine sottoscala. Le Fiamme Gialle di Sciacca, in esecuzione allo specifico decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale, ha poi messo i sigilli su una lussuosa villa sita ad Agrigento e su 4 auto di grossa cilindrata, tra cui un Audi RS e una BMW.